Tribunale di Vicenza ha messo la parola fine mettendo le sentenze, le ultime sentenze che c'erano depositate degli appelli presentati dal Comune di Romano. Ci hanno dato ragione a noi e in alcuni casi, in quasi tutti i casi, ha condannato il Comune al pagamento delle spese. La questione a cui si riferisce il presidente dell'Unione Consumatori del Veneto è l'annoso caso dell'impianto Fotored di Spin di Romano del Zelino. Decisiva per i giudici è risultata la corposa informativa di 27 pagine redatta ancora nel 2008 dalla Polizia di Stato. In sostanza il Tribunale cosa ha rilevato? Niente, ha rilevato l'illegittimità dell'impianto e quindi l'annullamento delle sanzioni a carico dei cittadini. Perché risultava illegittimo l'impianto del Fotored di Romano? Era perché mancava il progetto di fattibilità, cioè l'impianto non era dotato di un progetto che stabiliva la durata della luce gialla. Ottenuta la condanna del Comune, l'Unione Consumatori ha ritenuto di fare un ulteriore passo. Abbiamo già presentato un esposto alla Procura della Corte dei Conti segnalando la situazione con allegate le sentenze emesse dal Tribunale. Niente, attendiamo che il magistrato contabile faccia le sue valutazioni se esiste o no danno erariale.